Intanto complimenti per la vittoria, questa vittoria di testa probabilmente, perché alla fine sei riusciti a capitalizzare quello che non andava bene mai con Bricis o con altri, riuscendo a trovare il canestri giusti alla fine. Ma sicuramente abbiamo fatto una buona partita. Verso di là, così guardano da casa. Che bella visione! E sicuramente abbiamo fatto una buona partita intensa cerebralmente, però sono contento perché comunque sia sono entrati tutti i nostri 2004, hanno fatto belle cose e questo secondo me è un valore aggiunto, anche perché noi siamo questa squadra qua, siamo questa società qua, perciò sono molto contento. Una vittoria era ora che arrivasse, anche se ci siamo sempre andati vicino, ma questa si chiama esperienza e purtroppo è una cosa che abbiamo messo in conto, è l'esperienza, perciò dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di prenderne il più possibile. Quando prendi le batoste poi arrivi a Gravina con un'intensità diversa anche cerebralmente e con un Bellomo sicuramente in più, eccolo là che quando Bellomo è tranquillo, quando mi posso permettere di fare i complimenti agli arbitri non perché abbia vinto ma perché hanno avuto una buona gestione anche con me, che non è facilissimo, però io ho ormai un antidoto, sì, sono calmante, me l'hanno portato dalla Thailandia, perciò me li annuso e mi rilasso, però no, a parte gli scherzi sono stati veramente una coppia arbitrale che mi ha reso tranquilla, anche se avessi perso avrei detto la stessa identica cosa, come mi è successo alla Vis, di avere due arbitri che mi hanno fatto stare tranquillo in una partita, e questo è un valore aggiunto anche per lo spettacolo, perché quando i giocatori sono tranquilli in campo, quando gli allenatori sono tranquilli in campo, penso che ne trae beneficio un po' tutto il movimento. Diciamo ogni tanto, quindi anche complimenti agli arbitri, che ci sta veramente, perché si sentono sempre mille discussioni contro, ogni tanto ci sta. Invece volevo dirti, per quanto riguarda noi in tribuna, abbiamo visto anche Bianchi, gran lavoro su Carello di difesa. Beh, è una cosa che abbiamo lavorato tutta la settimana. Andrea torna da un infortunio molto grave, però per me è sempre stato, ormai è un anno e quasi e mezzo che non giocava più, però per me è sempre stato un uomo fondamentale di questa squadra, anche al di fuori del campo. È una persona eccezionale, un ragazzo eccezionale, assolutamente è del 2002, è un ragazzo che, come avete visto, fa tantissimo lavoro sporco, però è un ragazzo che si spende per la squadra, e questo ti fa in modo che sì, che mi prendono in giro per il mio antistress, però qualcosa devi trovare, capisci? Giustamente. Però io sono contento. Andrea per noi è un valore aggiunto. Abbiamo fatto delle scelte in settimana mandando via 3 giocatori, anche perché credo che il lavoro duro paga sempre. Noi su una settimana che ci stiamo allenando con i nostri ragazzi hanno dimostrato di tenere il campo, sia Simone, Rosario, Matteo, ma io oggi in panchina avevo 2005, perciò questa è una cosa che per me, che siamo una società giovane, è un valore nettamente aggiunto, perciò sono molto contento di tutti quanti. Ancora c'è qualche speranza di playoff o mi sa che la classifica non lo permetterà? Purtroppo ho sempre sognato nella mia vita, però purtroppo non abbiamo un girone facilissimo. Adesso incontriamo Palermo, ma credo che con la matematica stiamo fuori. Però io sono felice che i ragazzi stiano crescendo, perciò arrivare a queste partite con Gravina, che comunque sia è quinta nel girone intero, nello stesso tempo in casa sua ha perso veramente poche partite e con le più grandi, con Green è svincolato. E ha dominato comunque sia anche esternamente, perciò io di questa cosa sono molto contento, perché significa che i ragazzi stanno recependo quello che noi facciamo quotidianamente. Grazie mille coach, alla prossima. E Grazie per il campionato. Bellomo non viene, giusto? Non lo chiamiamo. Roberto è prezioso, è un po' una piccola star. Un bip, vabbè, alla grande. Grazie mille. Allora a questo punto era stanco molto, poraccio. No, ci credo. Ci credo. Allora, grazie mille a tutti per averci seguito. Buonasera da Roberto Quartarone, da Gaetano dall'altra parte e da Alessandro Già, mi sa che se ne è scappato. Ciao a tutti.